Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Ale Franco Jereb, guide alpine esperte dal CAI di Pordenone di 71 anni, la vittima dall'incidente tragico in Valdogne, in te zone di Pianda e Spadovai. L'auto che ieri da Ur a guidà è precipitata per di là di un centenar di metri in Tunsdrup e la chiadude noi ha lasciato redenzione. L'uomo aveva chiatato i soci dal CAI Pordenonese a gustare a quote alte e poco dopo è scominciata la calade e è succeduta la tragedia. L'auto gliela de drette, cence imbocconà un volte e è precipitata in tal vueit. Avvisata sparizione a son stati familiari ieri di sera. All'estate chiatà dome queste mattine de bande dei carabinieri de stazioni discluse sul puesto sono intervenuti oms dal soccorso alpin di Rabin insieme ai guardie di finanze, ai guardie dal FUC e alle soccorsi. Incidente stradale a Comelians con 2 persone ferite e una eli trasportate a Udin per cause sanchiemò al Val des Fuarcis dall'Ordine si sono dati squintri un'auto e un jeep. Col guidador di queste ultime aveva pies, che l'altra ferita è stata portata in ospedale a Tumiec. L'incidente, succeduto in vie centrale Rome, in bande dall'ufficio postale, ha causato diversi rallentamenti. Al reste anche mo in preson Alejandro Augusto Stefan Meran, l'uomo che l'ha coppati due agenti di polizia Matteo De Menego e Pierluigi Rotta in te questure di Trieste ai 4 di ottobre dal 2019. Meran è stata destinata a una residenza protette per esecuzione delle misure di sicurezza per al mancul 30 anni, ma anche mo nessun puest si è deliberato per lui. Il procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo, aveva domandato di fatto che la liberazione aveva di succedi dome in concomitanza col trasferimento di Meran in Tune Rems. Un informatico triestin di 47 anni è stata denunziata ai carabinieri di Livorno per aver tentato, in tal corso di 5 mesi, di chiavare a una cantina vitivinicole 150.000 euro, da ora la minaccia di incendiare i vignai. L'azienda agricola che produce vins a Sicaia non ha mettuto €1 e anzi te ha denunziato il fatto a esfuarcis dall'ordine. L'on non fa questo genere di reati al domandare di essi pagati in bitcoin. La risinazione di Gnot a Banie di Flumvenita e fieste de assunte. I malintenzionati si sono introdotti in te aree des fiestis in via Nazario Sauro, sforciando la porta di emergenze. Sono schiampati col scansel dal registrador di casse. Ma gli organizzatori de Probanie, prima di Sierra, si erano accertati di non lasciare nulla in te casse e dunque i laris sono schiampati a mans vuedis. Il presidente Matteo Minatel ha fatto denunzie ai carabinieri consegnando le immagini registrate dal sistema di videocontrollo. Sono stati studiati in maniera definitiva i fugarons che in te giornate di sabato avevano minacciato la zona di Duin, arrivando fino in bande di autostrade e costretti a evacuare diverse strutture. Il traffico ferroviario, dopo il blocco totale, prima di lungo dai Fuchs dal Chiars e dopo di quel di sabato, è tornato a normalità. Stesse robe per circolazione autostradale. Si va in davanti a lavorare in vezzi per cercare al riguardo gli bonificis des areis distrutti, in modo di evitare fenomeni simili si può ripetere. È stata siglata l'accordo tra Comune di Udin e Enti del Centramento Regionale per modificazione de destinazione de ex caserme Duodo, che diventerà polo scolastico e convittuale, con aulis e loggiamenti a disposizione dei scuolis cittadini, in particolare de Uccellis. A siglare il protocollo sono stati il commissario dall'EDR Augusto Viola e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. La prima ipotesi progettuale prevede un investimento di 11 milioni di euro con l'approvazione della Regione.
Nus display la importanza di che firme il sindic di Udin, Pietro Fontanini. Ho sentito che al tessile dell'EDR ha firmato un accordo per recuperare l'ex distretto militare. È una roba importante perché permette di avere a disposizione spazi per scuole superiori della città di Udin. Udin è una città che mette ad un tantissimi studenti che ogni giorno vengono a studiare di tutte le province, che sono le scuole superiori più importanti, e allora anche questi spazi che vengono recuperati, che avverrà offerti probabilmente al 99% all'Uccellis, è un passo indennante per migliorare la qualità di offerte anche sotto l'aspetto delle strutture, perché non basta la didattica, ma per fare una belle didattiche buone bisogna avere anche delle scuole efficienti. E questo recupero che come l'EDR farà dall'ex distretto militare è un lavoro importante per migliorare insomma, le scuole superiori della città di Udin. Come sindaco e come proprietari delle strutture sono lavori contenti di questi accordi che permette all'EDR, ripeto, di recuperare questi edifici che le ormai abbandonati tanti anni. Sì, dal comune di Udine anche ai lavori all'ex caserme Osoppo, Andi Fevele, il vice sindic Loris Michelini. Chi ho sì dentro che l'edificio che è a Vonde Alte sono 1000 metri quadri, una volta chi ieri l'ex cavallerizza, cioè ieri in Chiavai, no? Ai tempi dai caserme Osoppo dell'800, 900, qualche era all'inizio, gli è state di poco ristrutturate, quasi completate, come veniva completate, e chi io spero che venga di una sede anche di tipo culturale, perché è importante un edificio di che altezza ha, quindi spero che partecipi in associazioni che vedono anche interesse a fare attività culturali, perché ho in attività sportive, ho in zone residenziali, ho in zone di associazioni vere e proprie, ho anche tutto un altro discorso che riguarda più in davanti gli artigiani, le robe di agricoltura, praticamente l'AGEA che non vendite, le AGEA che vengono fatte all'interno proprio delle caserme, che dà i contributi regionali per l'agricoltura, e sono tante attività qui dentro, quindi che diventa veramente importante a livello culturale. Legambiente, WWF e altre associazioni ambientalisti hanno inviato una petizione contro la possibile tappe dal Zir d'Italia su la Monsante dall'Ussari. Al centro delle proteste l'asfaltature già in corsa de strade forestali che va su de Valade. La contrarietà da urda ai promotori e naspa al pesante impatto di infrastrutture che sta avvenimento comporterà. Al pues di queste opere, le associazioni sa domandi in che vegni completate la ciclovie Alpe Adria, in tal trat Jenfri, Muec e Glemone. Sono stati consegnati a Lignan gli bandieri blu assegnati alle località balnear Furlane e di là dal riconoscimento per qualità de aghe, Lignan ha avuto anche 7 bandieris per anche tantis marinis. Ho sin soddisfatto tanto per il risultato arrivato, ha commentato la prima cittadina di Lignan, Laura Giorgi. In regione sono stati 2 gli bandieris blu assegnati, Lignan e Grau, con in totale 13 darsenis turistichis. E alle dut parus novis al torne domani sera, lis nuv manculvin. Grazie e mandi.